Sì, buonasera, siamo una compagnia qui, siamo bloccati al Molinetto della Croda. Sì. E abbiamo anche un ferito perché l'acqua adesso è venuta, l'acqua è andata straripata, adesso abbiamo un ferito anche abbastanza grave. 3 feriti sicuri e quanti dispersi secondo voi? È importante? Non lo sappiamo. Non lo sapete? No. L'angoscia, la paura nelle prime telefonate di aiuto giunte al 118. È la notte del 2 agosto a Refrontolo si è abbattuta una delle tragedie più gravi che si ricordano negli ultimi anni. Un dramma documentato nelle immagini girate da chi era presente ai piedi del Molinetto della Croda alla Sagra degli Omeni. 500.000 metri cubi d'acqua in un'ora e mezzo, 10 centimetri di pioggia ogni metro quadrato caduti nella vallata del Lierza, la cui furia ha investito l'intera zona riversando sul capannone che ospitava un centinaio di persone acqua e fango. L'acqua sicuramente ha superato i 4 metri d'altezza. Fabrizio Bortolin, Giannino Breda, Maurizio Lotta e Luciano Stella sono le 4 vittime di questa tragedia. I loro nomi, i loro volti sono legati al dramma di Refrontolo che il presidente del Veneto, Luca Zaia, all'indomani aveva paragonato al disastro del Vajont. Siamo davanti a un piccolo Vajont. È una tragedia immane, ve lo dice una persona che ha vissuto l'alluvione del 2010. Noi nel 2010 avevamo 235 comuni alluvionati e un morto. Qui abbiamo un comune devastato. Giannino, Fabrizio, Maurizio e Luciano non ce l'hanno fatta, l'acqua li ha travolti strappandoli per sempre all'affetto delle loro famiglie. Stefano Gerlini e Guido Fantini invece sono rimasti gravemente feriti. Chi è sopravvissuto racconta il dramma di quei minuti, dell'acqua che è salita improvvisamente travolgendo tutto e tutti. Gianantonio Spinelli e Franco Bottega erano dispersi, per loro le ferite dell'animo sono più dolorose di quelle del fisico. Sono un miracolato, potevo essere la quinta vittima, invece sono qua. Ho già fatto 2 giri sotto acqua e non lo auguro a nessuno. Il giorno dopo la tragedia sul luogo arriva il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti che insieme al presidente Zaia fa un sopralluogo. Ma il giovedì successivo, il giorno del dolore, il giorno dell'addio a Giannino, Fabrizio, Maurizio e Luciano, quando viene proclamato per la prima volta il lutto regionale. Intanto il lavoro della procura va avanti, il luogo del disastro viene posto sotto sequestro, viene aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo. 7 consulenti, di cui 3 nominati dalla procura, hanno il compito di stabilire le cause ed individuare eventuali responsabilità. Si cercherà di ricostruire l'evento e poi di vedere se questo evento ha delle responsabilità nella causazione della morte delle persone che non ci sono più. Solo qualche giorno fa il pubblico ministero Laura Reale ha disposto il dissequestro dell'area dove sono subito iniziati i lavori. Al momento la tragedia di Refrontolo resta senza dei colpevoli, anche se è Monsignor Giuseppe Nadal, parroco di Pieve di Soligo, a chiedere di fare chiarezza, con la speranza però che nessuno sia colpevolizzato. Si ha una grande speranza che venga riconosciuto catastrofe naturale per cui non sia incolpato nessuno.